Verona entra nella storia delle Paralimpiadi. Il 6 marzo l'Arena ospiterà Life in Motion, la prima cerimonia paralimpica mai realizzata in un sito UNESCO. A meno di 2 mesi dall'avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la Fondazione ha presentato a Venezia le cerimonie di apertura e chiusura. Il successo dell'organizzazione dipende anche e soprattutto dalle Paralimpiadi, perché è un segnale che il Paese ha attenzione e sensibilità, che il comitato organizzatore non destina energie, ma questo ho parlato anche di chi deve venire a guardarle, il pubblico, è uno spettacolo straordinario. L'evento inaugurale all'Arena di Verona sarà un momento senza precedenti, un racconto dedicato alla vita, al cambiamento e alla disabilità intesa come armonia tra persone e ambiente. Sul palco anche artisti internazionali come Stuart Copeland, storico batterista dei Police, e i Medusa, ma spazio anche all'arte contemporanea con Iago, Emilio Isgro e Marina Pollonio. Il progetto è firmato dalla direttrice cerimonie Maria Laura Iascone, dal direttore artistico Alfredo Accatino e da Filmmaster. Location straordinaria e la necessità di fare uno show completamente diverso, uno show all'altezza del mondo paralimpico. Il mondo paralimpico è in continua trasformazione e cambiamento, gli atleti sono atleti veri e noi abbiamo voluto fare una grande festa condivisa. Non solo un momento di spettacolo sportivo, ma anche e soprattutto un'occasione di inclusione. Quando si parla di legacy delle Olimpiadi, quando si parla di testamento delle Olimpiadi, si deve parlare anche di inclusione, perché uno dei temi più importanti che porteremo avanti dopo le Paralimpiadi sarà proprio il tema dell'accessibilità e dell'inclusione. La Regione del Veneto ha approvato le linee guida sull'accessibilità, dovremo renderle realtà nei luoghi pubblici, ci sono tantissime iniziative che abbiamo in testa per tradurre tutto questo in realtà. La cerimonia di chiusura si terrà invece il 15 marzo a Cortina d'Ampezzo al Carling Olympic Stadium con l'Italian Souvenir, tema creativo che ispira all'ultima grande festa con la grande partecipazione di Arisa per salutare i giochi. Devo dire anche che c'è un accesso da parte del mondo del volontariato, da parte di moltissimi ragazzi giovani che chiedono proprio di partecipare come volontari alle Paralimpiadi. Direi che questo è un altro bel segnale. La Legacy è una Legacy a 360 gradi, 5 miliardi di PIL che è già Legacy, 1,8 miliardi di opere in Veneto che è una grande Legacy, ma poi ce n'è una culturale che è quella dell'inclusione che non ha limiti ed è quella sulla quale abbiamo investito.